Poche raffigurazioni entrano nell'immaginario collettivo diventando immediatamente riconoscibili ovunque. È il caso dell'immagine logo dei Baci Perugina, anche se non molti forse ne conosceranno l'autore, Federico Seneca. Grafico, disegnatore, imprenditore, Seneca ha segnato il passaggio dalla réclame dei grandi cartelloni artistici alla pubblicità moderna. A lui dedica una mostra dal 17 marzo al 2 settembre prossimi il Museo Nazionale Collezione Salce di Treviso. Federico Seneca rappresenta forse il primo paradigma di pubblicitario nel senso vero e proprio del termine, come la sua attività per la Perugina ha dimostrato in modo eclatante. Lui è stato direttore artistico, una delle prime figure ad avere il controllo preciso di tutto ciò che usciva dall'azienda, formalmente dal piccolo packaging fino al grande manifesto pubblicitario. È stato questo, Federico Seneca, è stato il creatore di una delle immagini assolutamente immortali della pubblicità, che è quella definita per il bacio, che lui in realtà definisce in una modalità un pochino più drammatica, passionale, legata, vedete, a questo amore forse clandestino. Guardate l'azzurro livido che utilizza, che poi in qualche modo è diventato molto più gioioso e meno problematico nella pubblicità del giorno d'oggi, che però mantiene le stesse identiche caratteristiche. Ha aggiunto le stelline, l'azzurro è più brillante, però questa B inconfondibile del bacio è ancora oggi la stessa. Quindi è il creatore di questa immagine da giovane, però nel 1922, e poi in verità il suo percorso è completamente altro. È grandissimo nella capacità di creazione sintetica di forme, volumi ed elementi grafici che rappresentano veramente un unicum nella storia della pubblicità e che probabilmente preludono anche alla pubblicità animata degli anni della televisione. Faccio un nome, quello di Armando Testa, tra tutti. Partita da illustrazioni figurative, l'opera di Seneca si è via via evoluta all'insegna di una costante sperimentazione. Ecco allora le banane della Perugina, dalle reminiscenze di esotismo coloniale, o il cioccolato al latte rappresentato da una sensualissima coppia, lui nero, lei bianca, tanto moderna da essere oggi persino politicamente scorretta. Ecco i personaggi, la suorina, il cuoco, della pastina glutinata Buitoni, figure stilizzate senza una fisionomia precisa, proprio per consentire a tutti di identificarsi, ma allo stesso tempo profondamente coinvolgenti. In un'epoca distante dalle ossessioni gluten-free odierne, nell'Italia da poco uscita dalla Seconda Guerra Mondiale e appena avviata verso il boom, i bambini avevano bisogno di proteine supplementari, grazie a questo prodotto e alla relativa pubblicità, la Buitoni si impose tra i grandi marchi nazionali. Un centinaio di pezzi in mostra, tra cui una quarantina di manifesti, tutti della collezione Salce, oltre a disegni, schizzi, fotografie. La vera novità della rassegna è descrivere il processo creativo, spesso laborioso, di Seneca, comprese le piccole sculture in gesso modellate per poter meglio studiare gli effetti di luce e di chiaroscuro da riprodurre poi su carta. Pensate oggigiorno, quando vediamo la pubblicità della biancheria intima, cosa vediamo? In realtà Seneca parte dalla sintesi delle forme e dall'idea della donna che esce dal bagno e che quindi con un telo, un asciugamano si sta asciugando. Questa bellissima forma che fa pensare a Brancusi, fa pensare a tutta la contemporaneità, siamo negli stessi anni, e lui prepara questo bozzetto, punta la luce e prova a analizzare la forma da sinistra verso destra, da destra verso sinistra, sceglie questa, la quadretta, la prova a ingrandire, farà questo bellissimo bozzetto a gouache con chiaroscuro, e la prova di stampa finale sarà quella che vedete qui, è la biancheria intima al bene, dove la biancheria è posta su questa mensola semplicissima, ed ecco che
però questo messaggio della sintesi delle forme, con questa donna che ha lo chignon, quindi i capelli raccolti, ma nella massima sintesi assoluta, diventa di una forza visiva che è molto più pregnante di un aspetto descrittivo. Fino a raggiungere una massima sintesi espressiva. Nel manifesto Cinzano gli unici elementi naturalistici rimangono la bottiglia e il bicchiere, mentre il protagonista consumatore è solo evocato da un segno grafico. Dopo Chiasso, in Svizzera, Fano, città natale dell'artista, e Perugia, dove ha lavorato a lungo appunto alla Perugina, quella trevigiana è la quarta tappa dell'esposizione. La collezione Salce conserva l'intera produzione di manifesti pubblicitari di Seneca e tra l'autore e Nando Salce esisteva anche una conoscenza diretta. Un rapporto che viene avvalorato da una lettera che è presente nell'archivio Salce, una lettera del 1950, che probabilmente fa seguito ad una lettera di Nando che noi non possediamo, ma la risposta di Federico sì, ce l'abbiamo, con questa sua bellissima grafia, peraltro che anche la firma elegante testimonia, e Federico Seneca vi parla di due manifesti in particolare di quell'anno, l'Ane BBB, che è tra i manifesti esposti ed ha anche la scultura, il modelletto in gesso equivalente, e l'altro manifesto di cui si parla è Cioccolato Zaini, sempre di quel momento 50-51. Ricordato per sempre per quel bacio dei cioccolatini, Federico Seneca è molto altro, anzi, come ricorda il figlio Bernardino, quell'immagine non era neppure la sua preferita. Era un uomo libero che guardava avanti, artista, non un commerciante, non un industriale, ma aveva una vivacità mentale espressiva molto valida. Senta, lei qui ha in mano il catalogo che ritrae l'immagine forse più famosa nell'immaginario collettivo tra quelle create da suo padre, ma però non è certamente la più bella. Non è la più bella, non No, è no. quella che lui preferiva. Non credo. Papà, secondo me, ricordando i discorsi suoi, amava le ultime, quella per esempio del Cinzano, che con due segni faceva vedere quello che con un grande disegno ha fatto con i baci. Era arrivato alla sintesi. Qui era l'inizio, col Cinzano era la sintesi. Cinzano, Crorodon e altri lavori simili.